Duello d'alta quota all'Aldo Campo in selvaggio tra la capolista Ragusa e il Città di Sant'Agata, 3 punti in palio, alla ricerca di una continuità di risultati che sin qui ha premiato, alle porte della 10ª giornata, gli Iblei guidati da Alessandro Settineri che hanno raccolto ben 8 vittorie su 9 gare. Messinesi che qualche peccatuccio di continuità lo hanno palesato, ma che rimangono per qualità del gioco espresso e degli interpreti offensivi che lo caratterizzano tra le favorite del girone B d'eccellenza. Squadra che vince non cambia e allora Pasquale Ferrara conferma gli 11 che avevano ben interpretato la sfida contro il Milazzo. Tra i pali il classe 2002 Ruggero, difesa a 4 con Franchina sulla destra e Inzudin sulla sinistra, Russo e Yoboa, tandem difensivo, Giardina in cabina di regia affiancato da Calafiore e Costa, tridente offensivo composto da Iraci e Concialdi a supporto della punta Cicirello. Padroni di casa vestiti eccezionalmente di rosso, con Caruso in porta, Principato e Cerra sulle corsie laterali, Urquiza e Floro Valenza nell'inedito ruolo di centrale difensivo in assenza di Cappello, Rosalia e Chiavaro, nel ruolo di playmaker Pablo Piuca, spalleggiato da Kouamé e Cess, Palermo e Azzara in sostegno al centravanti Luca Savasta. Direttore di gara il signor Giampietro, della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Quattrotto e Chilè, entrambi della sezione di Messina. Partita che si accende dopo appena 30 secondi. Iraci riceve da Giardina, mette il turbo sull'auto di destra, cross forte e teso per Calafiore che ha bisogno di una doppia conclusione per battere a rete e portare a freddo in vantaggio il Sant'Agata. Vibranti le proteste dei padroni di casa, in particolar modo del portiere Caruso che lamenta il mani di Calafiore, ignorato dall'arbitro abruzzese. Ragusa punto nell'orgoglio che al 5° minuto perviene al pareggio, filtrante di Kouamé per Palermo che piega le mani di Ruggero, non esente da responsabilità sulla conclusione del numero 4 Ibleo. 1-1 e tutto da ricostruire, botta e risposta, che ripaga il prezzo del biglietto per gli sportivi accorsi all'Aldo Campo. Sant'Agata che non si scompone ed alza immediatamente la testa. Siamo al 13° e il filtrante di Giardina è un gentile omaggio per Iraci che davanti a Caruso piazza il diagonale che vale il controsorpasso. Ospiti più fluidi nella proposta di gioco e vicinissima al terzo gol che viene negato per ben 2 volte da un ottimo Caruso. Il portiere del Ragusa al 16° respinge con il piede la conclusione di Piero Concialdi e al 18° si supera ancora sul numero 10 biancazzurro che al volo, complice anche una deviazione, aveva indirizzato la sfera verso l'incrocio dei pali. Ragusa anche sfortunato allorché al 26° sul calcio di punizione battuto da Piuca il colpo di testa di Urquiza si spegneva sul palo a Ruggero battuto. Emozioni in continuità e alla mezz'ora di gioco un'opportunità per parte, al 29° Franchina per Calafiore che di prima intenzione sferrava il colpo del 3-1. Il Ragusa nel capovolgimento di fronte poteva anche pareggiare, delizioso passaggio smarcante di Pablo Piuca per Azzara che al volo mandava alto la sfera. Al 35° tris del Sant'Agata, pallone sanguinoso perso in uscita da Floro Valenca, via alla ripartenza biancazzurra fulminante con Cicirello e Iraci, quest'ultimo autore dell'assist per Cicirello che di sinistro mette il pallone in fondo al sacco, confermandosi bomber implacabile anche all'Aldo Campo. Ragusa che prova con carattere e orgoglio a rientrare in partita, al 42° angolo dalla destra battuto dal solito Piuca, incornata perentoria di Savasta che avrebbe meritato il gol del 2-3, al 43° conclusione di Azzara neutralizzata da Ruggero in presa sicura. È un finale in crescita per il Ragusa sotto di 2 gol, ma che si ritrova nel sottopassaggio che conduce i giocatori negli spogliatoi in superiorità numerica per l'espulsione sventolata a Benedetto Iraci per un alterco su cui il direttore di gara Giampietro decide di non soprassedere. Anche in 10 contro 11 il Sant'Agata trova la porta e lo fa con la grande qualità dei propri attaccanti. Al 6° la conclusione mancina, giro di Concialdi, si spegne d'un soffio alta sopra la traversa di Caruso. Ragusa, che non è nemmeno fortunato che al 58° sbatte nuovamente sul palo, botta da fuori di Pablo Piuca, Ruggero non ci arriva ma è il montante amico a negare la gioia del gol al numero 10, peraltro ex biancazzurro. Padrone di casa discontinui nel gioco, Sant'Agata che si difende con ordine, al 71° destro di Savasta un paio di metri al lato. Nel finale sfortuna e nervosismo contraddistinguono i minuti che separano al 90°. A 2 dalla fine Settineri viene allontanato su segnalazione dell'assistente Quattrotto dall'arbitro Giampietro e ancora Piuca, migliore tra le file del Ragusa, dai 25 metri centra in pieno la traversa, colpendo il terzo legno di giornata, il secondo personale. E dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio di chiusura sancisce la prima sconfitta stagionale della capolista Ragusa, che perde la leadership solitaria. Una battuta d'arresto complessivamente
meritata e che pone fine ad un filotto di ben 9 risultati utili consecutivi, inanellato dalla neopromossa compagine Iblea. Torna a graffiare il Città di Sant'Agata di Pasquale Ferrara, autoritario, affamato e pronto a sfidare i rosolini, alla ricerca di quella vetta oggi ufficialmente nel mirino.